Bene, ci troviamo qui ad Agrigento con l'onorevole Michele Mancuso di Forza Italia, componente della Commissione Bilancio. Onorevole, ecco, si parla tanto di Gela, il suo bacino elettorale. Cosa dire su questi fondi che dovrebbero essere tolti a una città come Gela? Assolutamente tutto tranquillo, non è vero che sono stati tolti i fondi. Quello che è successo in Commissione Bilancio è stata soltanto una rimodulazione e in particolare la questione porto, che qualcuno in queste ore accusa il governo e quindi noi rappresentanti della maggioranza di avere tolto appunto i soldi dal porto, dalla darsena commerciale, sa benissimo di dire bugie, perché non è assolutamente così, il porto si farà. Ci sono tutti i presupposti perché vengano appunto stanziati i soldi con i fondi POC, probabilmente o con le economie di bilancio, e quindi addirittura si pensa che entro l'anno si possa andare in gara. Per cui quello che sta succedendo in queste ore è soltanto un millantato credito di notizie assolutamente non vere e noi stiamo lavorando e lo dimostreremo assieme anche al sindaco e all'amministrazione che la Regione Siciliana, laddove ci sono progetti esecutivi, sostiene la città di Gela, sostiene l'intero territorio siciliano, la provincia di Caltanissetta, la provincia di Agrigento. Ricordiamo che noi siamo un unico collegio per le politiche assieme alla provincia di Agrigento e quindi assieme ai colleghi deputati cerchiamo di dare un contributo serio e fattivo al territorio. Ecco, voi sostenete la candidatura del sindaco avvocato Lucio Greco, ecco, un anno intenso con tante problematiche, tra cui ricordiamo quando scoppiarono le tubature dell'acqua a Gela, che fu un momento sicuramente traumatico per la città. Nonostante questo, insomma, si va avanti, l'avvocato Greco va avanti. Sì, è chiaro che siamo all'inizio di una legislatura e il primo anno è un anno di assetto, di cominciare a capire veramente come funzionano le cose. Oggi ci ritroviamo in una fase in cui dobbiamo cominciare anche a raccogliere quello che si è seminato e a progettare, perché oggi il vero problema delle pubbliche amministrazioni sono i progetti, non mancano i soldi, mancano i progetti esecutivi. Laddove un'amministrazione riesce a risolvere il problema della progettazione, riesce a dare risposte concrete al territorio e in questo noi ovviamente non possiamo che essere accanto alla città di Gela. Ecco, come valuta la posizione di Forza Italia politicamente in questo contesto generale? Berlusconi abbiamo visto che sta prendendo un po' le distanze dal sovranismo molto particolare della Meloni e di Salvini? Il Presidente Berlusconi è un politico che vive di luce propria, non ha bisogno certamente di vivere all'ombra del Salvini, della Meloni o di altri. È un uomo che ha dimostrato soprattutto negli ultimi tempi veramente grande saggezza e grande lungimiranza. Noi siamo fiduciosi, lo siamo sempre stati e dal 93 che seguiamo il Presidente Berlusconi e continueremo a farlo, certi comunque che saprà tracciarci la strada giusta per arrivare anche alla vittoria delle prossime elezioni politiche che rappresentano appunto un traguardo fondamentale per tutti noi.